Sabato 12 ottobre la cooperativa Arco festeggia nella nuova location di Fusignano i 45 anni di vita, con l'obiettivo di andare avanti, di rimodernarsi, di ringiovanirsi, guardando con serietà all'ambiente e allo sviluppo della propria base sociale. 12 ottobre, 45 anni di Arco, un bel traguardo. Un bellissimo traguardo. Direi che qualche anno fa era insperato, ma è chiaro che quando si parte con un'iniziativa come questa, che dà occupazione a famiglie, a soci e che cerca di portare un po' ricchezza e un po' di serenità nella comunità, un traguardo che si pensa di raggiungere. Poi, come sappiamo tutti, c'è stato qualche anno un po' difficile, però oggi la cooperativa si è ripresa e con gioia vuole condividere questo 45esimo compleanno un po' con tutti gli interlocutori della cooperativa stessa. 1974, 11 soci pionieri, oggi cosa rappresenta Arco? 11 soci pionieri, direi che Arco rappresenta la continuità adeguata ai tempi di quel pionierismo tipico di quel momento caratteristico. Ecco, rappresenta la continuità, per cui abbiamo cercato di rispondere sempre ai soci, stiamo dando una mano in un momento difficilissimo per l'autotrasporto per ammodernare un po' tutto il parco macchine nel segno della continuità. Oggi infatti guardate anche all'ambiente in questa giornata di festeggiamento. Siamo obbligati, direi come tutti, deve essere un dovere e poi bisogna cercare di trasformare quello che è un preciso dovere in un'azione promozionale per i servizi della cooperativa. Quindi andare dai nostri committenti, i quali ci hanno stimolato ad avviare questa flotta di mezzi a basso impatto ambientale, direi a impatto zero sull'ambiente, ecco, questa è un po' la nostra missione nuova e cerchiamo di adeguarci, di stare al passo con i tempi. Cotignola, la storia, la nascita e adesso anche Fusignano. Fusignano perché è da tempo, noi abbiamo visto la crisi che c'è stata, la cooperativa non può permettersi ancora di fare investimenti o di avere soluzioni autonome in campo logistico di cui avrebbe bisogno, per cui abbiamo tanti magazzini in affitto. Abbiamo trovato questa occasione, riteniamo che sia stata un'occasione, è un po' fuori dal territorio, però abbiamo avviato da qualche tempo un'attività che si stacca un po' dal mero trasporto, anche se comunque contingente, vicino al trasporto, però abbiamo pensato di fare quello per cercare di dare qualcosa ai soci futuri, un po' di capitale, un po' di patrimonio, non fa mai male. Quindi non solo trasporto ma un po' di aiuto al packaging. Un po' di aiuto al packaging, un po' di aiuto alla logistica, per dire logistica integrata, ecco, noi cerchiamo di integrarla un po' di più, oltre a fare un magazzinaggio normale, uno stock di merci normale, un in-out di merci normale, ci siamo dedicati anche al packaging, che è un complemento in più che riteniamo di offrire alla nostra committenza. Maffi, come cambia il mercato e come cambiano le esigenze del mercato dei consumatori in questo settore del packaging? Beh, diciamo che i cambiamenti sono abbastanza veloci, soprattutto in questi ultimi anni, grazie anche e soprattutto a delle normative che stanno andando in vigore a livello europeo, quindi che ci portano a fare attività di risparmio sul packaging in termini generali, ma soprattutto una grande attenzione in questo momento sulla materia plastica, soprattutto i plastici, sui quali noi siamo grandi consumatori, avendo circa 90 milioni di bottiglie in PET, e abbiamo iniziato già da 5 anni a fare un'operazione di sgrammatura su queste bottiglie per ridurre la plastica. Abbiamo ridotto circa 600 tonnellate di plastica annue per fare questo tipo di contenitore, che è una parte dei contenitori che noi naturalmente utilizziamo per commercializzare i nostri prodotti. Naturalmente questa attenzione, diciamo, che è anche sugli altra tipologia di imballi, quindi andando su materiali e facendo confezioni soprattutto monomateriale per facilitare poi lo smaltimento e l'utilizzo poi naturalmente della grande distribuzione di questi contenitori. Quindi ci muoviamo un po' a 360 gradi su questa tematica. L'Europa ha richieste differenti? L'Europa ha richieste differenti nel senso che chiede packaging secondari senza plastica. Questa ormai è una tendenza. Quindi è più avanti. Diciamo che il nord Europa è sicuramente più avanti. Più ci spostiamo verso il nord e più l'Europa è avanti rispetto a noi. Non so se è una questione di latitudine, è una questione forse di cultura. La Regione è attenta naturalmente al settore dell'ambiente e elogia queste aziende che stanno facendo molto per ringiovanirsi anche dopo 45 anni.
Penso che sia il momento della maturità, diciamo che sono aziende che passando i 40 anni si sono strutturate, sono solide, hanno attraversato magari anche dei momenti difficili, perché questa azienda come altre hanno avuto i loro bei momenti difficili, però dimostrano appunto di non mollare, di avere una visione del futuro e soprattutto fanno capire che hanno veramente anche una capacità di provare a stare al passo coi tempi e di non fare e riproporre le stesse cose, quindi anche dal punto di vista dell'organizzazione, diciamo, dell'attività, ma anche proprio dell'innovazione legata all'ambiente, fanno vedere che c'è, insomma, qualche cosa che si può mettere in campo e si può fare concretamente. Strade più sicure, per chi ha fatto anche in passato il sindaco sa che c'è un po' il rimpallo fra comuni, province, regione, le strade sono un po' di tutto. No, questo è un classico, poi diciamo che le riforme che si sono succedute non è che abbiano aiutato tantissimo a fare né chiarezza né avere le risorse adeguate. Credo che l'unica cosa sia cercare di fare quello che si è fatto, adesso senza voler fare i primi della classe in questa regione, dove si è cercato di tenere un legame con i comuni, di mettere in campo tutte le risorse che si potevano. Anche di recente la regione ha messo a disposizione delle risorse proprio per intervenire sui piccoli comuni su una serie di fattori che sono legati anche alla sicurezza, alle strade eccetera, e credo che un dialogo continuo anche con chi si occupa proprio di trasporti, chi le strade le usa anche per lavoro, tra l'altro vista la portata, la dimensione dei mezzi, è importante, perché la sicurezza la possiamo costruire insieme, il gioco del rimpallo che effettivamente c'è non porta da nessuna parte, anzi credo che noi abbiamo bisogno proprio di evitare questi giochini proprio per la sicurezza e l'interesse di tutti, di chi vive sui territori ma anche chi ci lavora. Direttore, come cambiano i materiali oggi per quello che riguarda il packaging e naturalmente uno sguardo all'ambiente? Ma allora, gli imballaggi in cartone ondulato rappresentano un esempio molto virtuoso di sostenibilità, in quanto i materiali che costituiscono l'imballaggio in cartone ondulato sono materiali comunque sostenibili, in quanto riciclabili, rinnovabili e biodegradabili. La particolare attenzione al momento sulla sostenibilità fa sì che ci sia un forte aumento di richiesta di imballaggi in cartone ondulato, e tutto questo credo che possa essere molto positivo per l'ambiente. Per quanto riguarda il nostro gruppo, la sostenibilità è in modo particolare evidenziata dalla tutela delle foreste, quindi oggi circa il 90% dei nostri prodotti sono materiali certificati FSC, abbiamo degli obiettivi molto stringenti in termini di riduzione di emissioni di CO2, quindi tutela del clima, e inoltre per la riduzione del consumo di acqua. Cioè, fondamentalmente per fare carta si utilizza tanta acqua, e quello che dobbiamo fare, quello che puntiamo a fare è ridurre lo sporco dell'acqua, quindi che utilizziamo. Oggi il cosiddetto COD, che è l'elemento che misura lo sporco dell'acqua, viene ridotto ogni anno in maniera sostanziale. Questi sono i principali temi di sostenibilità del nostro gruppo. Logistica e packaging, anche qui è un mercato in continua evoluzione. Assolutamente sì, il PEC oggi vede vari tentativi di alternative all'attuale disponibilità di packaging. Vedremo poi nel futuro se queste si consolideranno. Sicuramente anche i grandi gruppi con i quali noi lavoriamo per il mondo del brick, ad esempio, stanno progettando a medio periodo dei cambi significativi e strategici per loro e anche per i loro clienti, e quindi per noi, ad esempio con l'utilizzo di completamente packaging di tipo bio-based, cioè derivato da una filiera di riciclo e quindi totalmente biodegradabile e riciclabile a sua volta nella fase post consumo. Quindi ci sono sicuramente, credo che l'orizzonte abbiamo una deadline che è il 2023 per poter avere disponibilità di questi nuovi materiali, e quindi stiamo veramente aspettando queste innovazioni di mercato. E voi siete prontissimi ad adottarli subito? Assolutamente sì, perché noi, essendo dedicati al B2C, al cliente finale, siamo chiaramente sensibili alle esigenze del consumatore. Quindi il consumatore oggi, è chiaro che i macro trend mondiali sono l'assoluta sostenibilità e la salubrità dei cibi, quindi anche delle bevande. Quindi noi facciamo vino, è un cibo, una bevanda, e quindi sia come prodotto di alta qualità che come materiale da imballo siamo assolutamente sensibili.
Professore, cambia l'ambiente, c'è necessità di guardare all'ambiente seriamente? Ah, non c'è dubbio. Poi nel campo delle materie plastiche in particolare il problema è pesante, notevole. E l'enorme tonnellaggio che viene prodotto tutti gli anni, solo il 6% viene riciclato o riutilizzato per qualche scopo. Tutto il resto inevitabilmente finisce nell'ambiente, con impatti sia che si faccia incenerimento, che si faccia stoccaggio nelle grandi discariche, sia che si perda proprio, soprattutto attraverso i fiumi, poi raggiungi il mare e la situazione diventerà molto pesante, previsto che nel 2050 in mare ci sia più massa in termini di peso, più plastica che pesci, e questo in tutti gli oceani. Questo per dare un'idea della... La chimica cosa può fare? Perché di solito viene demonizzata in questo sistema. Ah, certamente, la chimica viene demonizzata perché non la si conosce. Se pensiamo che noi siamo chimica, siamo fatti di molecole chimiche e funzioniamo, e quindi la chimica può proporre nuove soluzioni, sicuramente nuovi, per esempio nel campo del packaging, nuovi polimeri, ma la storia è molto lunga, nel senso che le scoperte iniziano nei laboratori, molte volte sono laboratori universitari, dopodiché c'è una lunga catena prima di arrivare alla produzione industriale che prevede dei passaggi di scala, degli aumenti di scala, di fattibilità, studi di economia del processo, e tutto questo non è facile realizzarlo. Per esempio all'interno dell'università, in una piccola filiera, occorrerebbero dei partner imponenti molto grandi, delle grandi società che avessero anche loro al loro interno la possibilità di fare ricerche, e così la catena si potrebbe completare e andare dalla scoperta di laboratorio a un prodotto finale. In ogni caso ci sarà moltissimo da fare, soprattutto sul packaging, perché questo è il settore, l'ambito delle materie plastiche, che ha più bisogno di innovazione, che in questo momento è più arretrato. Presidente, è un traguardo storico, 45 anni, cosa dirà oggi ai soci e ai tanti ospiti? Dirò i progressi che ha fatto Arco e la volontà e la forza che hanno avuto soci, cooperatori, associazioni nel darci una mano a continuare la nostra salita verso il far bene, verso il continuare ad essere sull'onda, cercare di rimanere, e ce l'abbiamo fatta. Fino ad oggi ce l'abbiamo fatta e continueremo a farcela. Vi state costruendo anche un futuro con più servizi. Sì, con il repackaging, che è un valore aggiunto nel trasporto e con la logistica. Rifaremo questo magazzino, verrà adibito a stoccaggio del materiale di Arco Trasporti. Come è organizzata oggi la cooperativa? In quanti siete? In quanti lavorate in questo gruppo? Oggi siamo in 63 soci con 93 mezzi a disposizione.